Bancarotta patrimoniale e documentale aggravata e autoriciclaggio. Sono queste le accuse nei confronti di due imprenditori che questa mattina si sono visti recapitare dagli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Padova un'ordinanza emessa dal GIP. I due soggetti sarebbero coinvolti nelle vicende di 4 società di capitali operanti nel settore delle materie plastiche e del noleggio di veicoli, di cui una fallita nel maggio del 2021. La Procura di Rovigo ha coordinato le indagini che hanno portato a un provvedimento secondo il quale per un anno i due amministratori non potranno esercitare qualsivoglia attività imprenditoriale e ricoprire le relative cariche sociali. A uno dei due indagati, che ha legami di natura personale e lavorativa con il Regno Unito, è stato prescritto anche il divieto di espatrio. È stato eseguito inoltre il sequestro preventivo di 2 abitazioni, 5 terreni e di 2 motoveicoli di interesse storico, oltre al sequestro della disponibilità finanziaria presente in 19 conti correnti.